In nome del popolo italiano, Corte d'Assise di Padova, letti gli articoli 533 e 535 del Codice di Rito, gli articoli 29 e 32 del Codice Penale, dichiara l'imputato Erik Zorzi responsabile del reato a lui ascritto e per l'effetto lo condanna alla pena dell'ergastolo, oltre che al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere. Massimo della pena ha ascoltato la sentenza senza mostrare emozioni. Erik Zorzi, il 42enne camionista di Abano Terme, accusato di aver ucciso il 2 agosto del 2023 l'ex moglie Nicoleta Rotaru strangolandola e poi simulandone il suicidio. È stato condannato all'ergastolo e al risarcimento di 250.000 euro, confermata anche la revoca della patria potestà e i risarcimenti disposti per le parti civili, le figlie minori, i familiari di Nicoleta e il Centro Veneto Progetti Donna. La Camera di Consiglio, durata oltre 4 ore, ha emesso il verdetto inviando gli atti in procura per chiarire e valutare lo svolgimento delle indagini da parte dei carabinieri. Quello che c'è scritto, esatto, è procura controlla se le indagini, se quello che hanno fatto i carabinieri intervenuti sono stati fatti conformemente alla normativa oppure se ci sono state delle omissioni, delle carenze. Questo è quello che ha chiesto la Corte. Nicoleta poteva essere salvata. Esatto, è questo quello che sentiamo di dover poi ammettere. Sì. Nel corso del processo contro Erik Zorzi tutto è ruotato attorno all'audio che il cellulare di Nicoleta aveva registrato la notte del delitto e che era stato scoperto solo alcuni mesi dopo l'omicidio della donna, omicidio che in principio era stato archiviato come suicidio. La mattina del 2 agosto Zorzi aveva chiamato i soccorsi dicendo che l'ex moglie si era chiusa in bagno e non la sentiva più parlare. Quando i carabinieri arrivano, sfondano la porta chiusa da dentro e trovano Nicoleta riversa nella doccia con la cintura stretta al collo. A far trovare l'audio le legali della famiglia Rotaru, che sapevano della situazione familiare esasperante della donna che da anni subiva violenze e umiliazioni sempre registrate con il cellulare. Credo che la giustizia sarebbe dovuta intervenire ben prima nel caso di Nicoleta e credo che l'abbia preso atto. È la prima volta che io sento un pubblico ministero che diciamo stigmatizza in maniera così pesante l'operato delle forze dell'ordine e il non operato delle forze dell'ordine. Per la difesa le prove contro Zorzi invece non lo incastrerebbero contro ogni ragionevole dubbio. Una profonda delusione, anche perché abbiamo lavorato coscientemente, veramente anche credendoci sul serio nella innocenza di Erik Zorzi. Attendiamo i motivi d'appello, siamo anche molto curiosi di leggerli e sicuramente ci sarà un appello. La pubblica accusa ha ricostruito invece nel dettaglio i suoni dello strangolamento, del trascinamento del corpo di Nicoleta e tutti i rumori attribuiti